chiami? Alessio. Alessio, un'entrata un po' più artistica, ce la fai? Un po' più da... Sei un po' un attore tu, dentro di te? Sì. No, Fre. Quanto sei attore? Da 1 a 10? 10. Io lo consiglio, questo è... No, allora, io vorrei... Come ti chiami? Alessio. Non ti cavolare. Con calma. Allora, Alessio, io ti faccio fare l'entrata adesso, ho bisogno di te come attore, perché tu sei un grande attore, no? Quindi fai l'entrata proprio d'attore, io ti presento, come tu arrivi qui, fai naturalmente un inchino, loro ti fanno un bel applauso e da lì iniziamo per fare quella cosa che abbiamo provato in tutte queste settimane di lavoro, per l'appunto in teatro, in questi giorni, vero? Sì. Bugiardo. Vai di là. Com'è che ti chiami? Alessio. Vai. Scusa, maestro, mi prepara un attimino in tastiera. Signori, ho il piacere quest'oggi di presentarvi un grande attore che fa parte comunque di questa città e lo voglio invitare qui al mio fianco. Signori, Alessio. Fai. Oh. E questa che è l'entrata dell'attore? No? Scusa, l'attore come cammina? Fammi vedere una camminata d'attore. No, io questo non lo conosco. Ma tu non sei di origini sarde? Mia mamma. Ecco, allora l'attore un attore un po' più... No, questo non l'ho visto proprio. Va bene. Allora, mi raccomando adesso l'applauso, grande, signori, il mio attore preferito, ladies and gentlemen. Aspetta, fallo uscire. Alessio! Peggio di prima, non vuoi visto. Ciao Alessio, batti 5. Complimenti, quanti anni hai? 10. 10 anni. Allora, noi abbiamo provato per tante settimane questo testo, che è un testo importante di una grande canzone, una lettera d'amore che è stata scritta tanto tempo fa, è vero? Sì. Titolata? Come no? Boh. Quando? Perché? Allora, sei pronto? Oh, allora, maestro, prego, stai attento. Faccio da una lettera d'amore, va interpretata, comunque recitata in una certa maniera. Sei d'accordo? Sì. E questa fa così. Abbiamo un testo, ok? Che in sardo, tanto mamma è sarda, no? Sì. Ok. Un po' di enfasi, maestro, grazie. Sei pronto? Piano. Non posso riposare. Se va detta così, insomma, non posso riposare, dice, ma come? Non posso riposare? C'è un po' più, guarda, tipo, guarda me. Non posso riposare. Amore e coro. Pensando attieso d'ogni momento. Ok? Ora scusate. Fatelo pure se volete, non c'è problema. Adesso ho un grosso problema. Come può un attore non mettersi la giacca dell'attore? Eri meglio prima. Ce la fai in giornata? Allora, sta benissimo, molto pollessanti devo dire. Ma mi fai l'entrata e te la reciti tutto da solo. Vai. Ladies and gentlemen, madame et messieurs, pour vous ce soir, lui, Alessio. Ma posso riposare. Amore e coro. Pensando a Gesù. Danze. Hai sbagliato. Pensando a Gesù. Pensando a Gesù. No. Pensando a Gesù. So o so? So. Ok, un po' più, Pensando a Gesù. Asciugala. Proprio con la mia giacca, infatti. Vabbè. Danzi. Do. Donzi momento. No istes. In tristura. Prenda e oro. Cinque foglie, sono 5 foglie.
Insomma, il tempo ha tenuto, non ha piovuto, siamo riusciti a portare a termine lo spettacolo che, devo dire, Pippo è andato abbastanza bene. Alla grande, perché il pubblico ha risposto tantissimo, il presentatore, animatore è stato fortissimo. Vabbè, a parte questo, voglio dire, ci sono stati dei momenti anche abbastanza suggestivi, quelli in cui ci si proponeva con quelle che sono le canzoni tradizionali della nostra isola. Sì, è vero. Per la verità qualche gocciolina l'ha fatta, però Paul aveva promesso, quando arrivo io porto il sole. E infatti, oh no, piovuto è andata benissimo, piovuto era bello. era bellissima, però io voglio chiedere anche al Presidente, perché siamo col Presidente che è stato nostro ospite per quanto riguarda la trasmissione, poi noi nostri, suoi ospiti per quanto riguarda la serata. Avete visto, a proposito di pioggia, che ho detto noi andremo in giro con la telecamera, in giro anche per il centro della città e vedrai che smetterà di piovere perché fino a poc'anzi stava piovendo. Il Presidente può, come dire, sottolineare questa cosa. Anch'io sono d'accordo con Pippo che la giornata insomma ci ha assistito, per fortuna non ha piovuto e lo spettacolo è stato ottimo, piaciuto a tutti e quindi una bellissima figura. Noi qui ci salutiamo, l'appuntamento è alla prossima volta, grazie a tutta Cremona. Prego Presidente. Allora io auguro a voi un buon viaggio, un buon ritorno in Sardegna e speriamo di incontrarci ancora il prossimo anno con Pippo, Daniela e tutti voi, anche con lei e con tutti gli amici. Con te, anche con lei. Con te e con tutti gli altri amici, ecco. Io Allora, vi aspetto senz'altro il prossimo anno, magari organizziamo non a Cremona, magari a Piacenza, perché me l'hanno chiesto, siete stati stupendi. Bene, Presidente, mi scusi, mi fa un comunicato per tutti i sardi, i suoi parenti o amici che stanno in Sardegna. Andiamolo, chiudiamo così Lello, chiudiamo in primo piano sul Presidente Antonio Milia che saluta tutti i suoi amici, i suoi corregionali, prego. Bene, io saluto tutti i miei corregionali, tutti i miei paesani e ci vediamo nel mese di luglio. Quindi luglio sarò a Siligo e sarò anche a Siligo il 10 di agosto per assistere alla festa di Maria Carta. Ecco, un saluto, un abbraccio a tutti, grazie, ciao.